È Felix Mendelssohn, a cui facciamo gli auguri di compleanno, nasce oggi il 3 febbraio del 1809 a Berlino, che ci introduce alla conversazione, come vi dicevo prima, anzi al gradito ritorno, al refresh, chiamatelo come volete, con il nostro amico Andrea Costantino, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Rispetto a qualche tempo fa, a prima di Natale, carissimo Andrea, qui c'è una novità, io non ti vedo più perché il monitor lo abbiamo salutato, l'abbiamo venduto, perché all'asta Ah, l'avete venduto? stiamo vendendo tutto quanto, perché dobbiamo fare cassa, come tu ben sai. Intanto Però buongiorno. vedo che hai una pianta in più. Ho una pianta E finta, finta peraltro in più. Questa sì. finta. Non è in più? È stata sottratta in maniera illecita da qualche parte? Esatto, è frutto di un mercanteggiamento e di un'opera di corruzione ai più alti livelli. Comunque, carissimo Andrea Costantino, non ho bisogno di presentarti, Andrea, perché gli ascoltatori e le ascoltatrici ti conoscono benissimo, io darei spazio soprattutto a loro. E Abbiamo li saluto fatto tutti. prima di Natale ed è stata una vigilia di Natale memorabile per me, per la radio, per tutti noi, per questa comunità che si è ritrovata intorno a questa radio, il giorno in cui tu ci hai fatto questo regalo di venire qui a trovarci dopo una lunga prigionia negli Emirati Arabi Uniti. Non sto a riassumere nulla perché le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno già perfettamente tutto, magari avranno qualche curiosità o qualcosa da dirti, per cui apriamo immediatamente le linee telefoniche allo 02 92 94 7222. È cambiato anche il numero nel frattempo rispetto ai vecchi tempi, vecchi, mica tanto perché era poco prima di Natale, per un mese e qualcosa abbiamo fatto questa campagna di libertà, anzi abbiamo aperto questa finestra di libertà, per fortuna e grazie a qualcuno la libertà l'hai raggiunta, Andrea, sei tornato nella tua Milano. Abbiamo tutti naturalmente seguito la tua vicenda, compreso il fatto che hai dovuto firmare un documento, abbiamo visto tutti quanti, l'abbiamo pubblicato anche sul nostro sito, in pagina Facebook della radio, relativo al fatto che tu ti impegni con lo Stato a restituire la somma di più o meno 270 mila euro per la tua libertà. Mm? Ci vuoi dar conto Corretto. di cosa sta succedendo? Come stanno le cose? Devi pagare il debito? Cosa succede? Tutto il resto te lo facciamo chiedere direttamente da chi ci sta seguendo, che può intervenire quando vuole. Abbiamo un quarto d'ora scarso, per cui potete intervenire anche subito. 02 66 20 35 29. Era il vecchio numero che non vale più. Il nuovo numero per il... 02 92 94 7222. Il Perfetto, nuovo numero di cui Radio potete Libertà. intervenire. Perfetto, Andrea. Naturalmente poi non abbiamo tantissimi minuti, possiamo risentirci in un'altra occasione, però ci sono già delle telefonate, mi sembra. Passiamo subito, non facciamo perdere tempo a nessuno. Chi è là? Laura da Bologna. Buongiorno Laura. Buongiorno Giulio, buongiorno Federico e buongiorno Andrea, sono contentissima di risentirti. Buongiorno. Volevo proprio tue notizie, in questi giorni ti pensavo e dicevo che bello che finalmente questa persona sta riprendendo quota, insomma, non ne vorrà più sapere dei posti chiusi e sarà sempre in giro su e giù per le montagne. Come stai? È una buona Ma domanda. Questa è io una buona domanda, Laura, grazie. Come stai, Andrea? sto decisamente meglio. Quando sono tornato poi ho cominciato con una dieta altocalorica, ok? Per farmi riprendere peso, però ovviamente insomma stare a casa è un'altra cosa, completamente diverso, sai, poi pian piano, come ho spesso detto, all'inizio mi sembrava di camminare in una bolla, cioè quindi tutto quello che facevo mi sembrava di farlo quasi nel sogno, quindi adesso comincio a star meglio perché comincio a rendermi conto di essere tornato a casa. È pur vero che ho questa multa che devo, questo debito nei confronti dello Stato con, credo, l'Agenzia delle Entrate di 270 mila euro che devo ridare, adesso insomma devo anche metterla a posto questa faccenda. E perché ovviamente è una spada che ho sopra la testa, che mi accompagna. Io sono tornato e poi praticamente non ho più sentito nessuno, a parte vabbè, te, Giulio, insomma, le altre persone. Poi
sono un po' spariti molti e basta, insomma. Adesso sto cercando di ricostruirmi qualcosa, francamente. Laura. Guarda, io sono molto contenta per te, per la tua bimba, per Stefania, che abbraccio e vi auguro ogni bene. Ciao! Grazie a Laura Ciao. da Bologna. Chi vuole intervenire, ripeto, può farlo al volo allo 02 92 94 7222 oppure 346 64 27 756 per i messaggi WhatsApp. La multa farla pagare a Di Maio, scrive Pietro. Ma Di Maio ho visto che adesso ama molto correre con carta, no? Quindi gliela mettiamo lì sul kart, o nel caso dovesse andare a fare l'inviato del Golfo, anche se sembra che la cosa sia sospesa, oppure gli potremmo pignorare una parte della liquidazione che si è presa la Camera, pare che sia 1 milione di euro. Allora abbiamo una telefonata, un'altra, 02 66 20 35 29 è il vecchio numero. Quello nuovo, Andrea? Aspetta, 02 92 94 7222. Esatto, Okay, questo è molto quello buono. facile. Questo adesso è lo riprendiamo, ma io sono stonato come una campana e quindi ripeterò 02 92 94 7222. C'è una telefonata, Andrea, Okay. Sentiamo, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Buongiorno. Sabbiatese. Sì, allora intanto saluto il signor Costantino, mi fa molto piacere che si stia riprendendo, gli auguro tutto il bene possibile e di trovare un buon lavoro, perché magari in previsione di questa aberrazione che lui dovrebbe pagare questa specie di riscatto, io volevo sapere invece se è possibile, visto che siamo al governo noi, capire invece come sono stati pagati i rilasci delle varie margherite, della varia giornalista che era stata rapita, della signora che ha fatto la conversione, è diventata musulmana. Ecco, io voglio capire lì se loro hanno dei mutui da pagare, se hanno dei leasing e come mai invece solo al signor Costantino viene richiesto questo. Magari così, dopo io gli auguro di fare tutte le dilazioni possibili, perché per me è un condono, prima o poi salta fuori, non pagherà niente. Comunque la saluto, arrivederci. Ecco, ma in termini tecnici, tra virgolette, Andrea, tu hai notizie aggiornate sul tuo debito con lo Stato italiano per liberarti? I 270.000 di cui No. Sono lì come una spada di Damocle. Sì, con una spada di Damocle, prima o poi mi troverò i funzionari dell'Agenzia delle Entrate che bussano e dicono: guarda che ci devi ridare i soldi. Per rispondere adesso al nostro ascoltatore, no, le signorine varie, tutte le signorine varie che sono state liberate, e anche il giornalista della Stampa Domenico Quirico, perché ricordiamo che anche lui è stato riscattato, no, nessuno di loro ha debiti o mutui. Ce l'ho io, probabilmente perché sono un imprenditore e quindi evidentemente anche per questo governo, anche per questa Presidente del Consiglio, sono di meno valore, perché la stessa Presidente del Consiglio ha riportato a casa un'altra signora e mi risulta che qualcosa sia stata fatta come d'azione. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi un audiomessaggio tramite WhatsApp al 346 6427 756. Sentiamo la chiamata allo 02 92 94 7222. Pronto? Sì, Giulio, sono il Walter, buongiorno a te, buongiorno anche ad Andrea. Purtroppo mi ha risposto. Ciao Walter. Ciao Andrea, mi hai risposto prima dicendo che sono spariti tutti, si sono nebulizzati, perché io ricordo che il lavoro che tu svolgevi era quello di trader di materie legate all'energia. Quindi io mi sarei aspettato che qualcuno che tutti conosciamo, subito ti avesse coinvolto in nella ricerca di nuove fonti, nella conoscenza di un mercato che Di Maio non conosce e che tu conosci. Mi sarei aspettato che una persona della tua levatura lavorativa, con le tue conoscenze lavorative, fosse subito acquisito. Io una volta ti dissi: tu sei una pepita d'oro che però va fatta fruttare.
questa cosa qui mi lascia davvero perplesso e mi convince, se tu pensi, io ho 2 figli, uno in Australia, uno in Inghilterra, mi convince sempre di più del fatto che l'Italia sia un paese, non riesco neanche a trovare cioè ce l'avrei le parole, ma sarebbero da querela. Allora, premiato il merito, ecco, tutto qua, fine, il discorso è questo. Grazie, intanto guarda, Andrea, prego. Ti rispondo al volo. Allora, a parte che stamattina ho letto una dichiarazione improbabile della Premier e sul fatto che grazie a quello che lei ha firmato i prezzi del gas sono scesi. E, insomma, io capisco che non sia una materia che conosce, ma però non si possono dire delle bestialità del genere. Ok? Il mercato si muove indipendentemente da quello che lei ha firmato. Peraltro io ho delle grosse perplessità, anzi, secondo me gli accordi che sono stati fatti non sono degli accordi né buoni né vantaggiosi per l'Italia, anzi, come direbbero in inglese, sono assolutamente tricky, quindi sono ingannevoli. E la conseguenza è che non stiamo facendo quello che dovremmo fare. Io ho mandato anche un appunto a Matteo da Giussano, per tutti Matteo Salvini, perché comunque sia c'è un piano che si chiama Repower EU, quindi è un piano spesato dall'Unione Europea, sono oltre 210 miliardi, di cui molti fondi di coesione. Esemplifico per tutti, significa che sono fondi spesati a cui l'Italia può accedere e non deve ridare i soldi. All'interno di questo c'è un mondo del gas che va verso l'Azerbaigian e viene spinto dall'Unione Europea, pagato dall'Unione Europea, e un'altra parte verso le fonti rinnovabili che attualmente sento che sono completamente scomparse. E tra l'altro vi do una notizia: per la prima volta in Europa a gennaio le fonti rinnovabili hanno prodotto più energia elettrica del gas. Andrea, avremo modo magari di risentirci su queste questioni. Intanto io proprio stamattina era proprio un flash per riprendere contatto e per far sapere anche a chi ci ascolta cosa sta succedendo, no? Cosa ti sta succedendo, visto che abbiamo seguito ogni giorno la tua avventura prima di Natale. Voglio solo girarti brevissimamente alcuni messaggi. L'amico Gianni da Genova che ti saluta naturalmente e parla di sottoscrizione a tuo favore sulla nostra radio. Lancia questa idea e poi dopodiché Andrea, non pagare la multa che vadano a XXY, scrive un altro ascoltatore. Se fate una raccolta fondi, anche se sono pochi, 10 euro li do, scrive ancora un ascoltatore. Giusy, poiché non sempre riesco ad ascoltare la mattina, volevo sapere se sia stata organizzata la raccolta fondi. Eccola qua, continua a ritornare questa idea. E poi ancora un audiomessaggio, lo sentiamo? Buongiorno, ma i 270.000 euro che Costantino è costretto a pagare sono una parte dell'ammontare complessivo per la sua liberazione oppure è l'intero importo? È l'intero importo. Ecco, abbiamo risposto all'ascoltatore. Poi c'era un altro messaggio, aspetta che lo stavo ricercando, di Gianni da Roma, che l'ho perso un attimo, lo recupero al volo. No, c'è un altro messaggio audio intanto. Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara. Una curiosità, ma perché lei deve ridare quei soldi allo Stato? Ma tutti i rapiti che sono stati riscattati dallo Stato italiano hanno dovuto ridare i soldi che sono stati utilizzati per riscattarli, oppure lei è diverso dagli altri? Ecco. È una cosa che non ho trovato da nessuna parte e non riesco neanche a capire. Buongiorno, grazie e ancora auguri. Ti lascio subito la parola, Andrea, velocissimo, ma ti cito anche il messaggio che dicevo prima di Gianni da Roma. In questi giorni di lamentose prediche sinistre al cospetto dell'anarchico terrorista rosso in sciopero della fame mi è venuto in mente l'assordante silenzio delle medesime quando a rischiar vita per sciopero della fame era l'italiano Andrea. Ma il nostro paese quando ci farà smettere di vergognare di essere italiani, scrive Gianni da Roma,
Ti lascio proprio la conclusione, un minuto Andrea, poi ci risentiamo con calma. Allora, due cose, una questione tecnica. I vari rapiti sono fondi che uscivano, si presuppone che uscissero da fondi particolari dei servizi, quindi della Presidenza del Consiglio, quindi sotto la Premier. E sono stati gli ultimi coordinati da quella che è attualmente la responsabile del DIS, la Belloni. E quindi è per quello che insomma nessuno sa neanche che siano usciti o come sono usciti. I miei invece sono stati, diciamo, una parte di organizzazione fatta da Vignali, quindi che mi ha permesso di uscire, perché la Premier Meloni su questo non si è mai mossa. Poi abbiamo visto il documento, tu hai messo nero su bianco la tua firma, mi impegno a restituire i soldi. Esatto. E invece per quanto riguarda il messaggio di Gianni da Roma, giusto? Sì. Ha ragione, cioè stamattina leggevo che addirittura 4 parlamentari del PD si sono presentati al carcere di Sassari per un anarchico che ha gambizzato una persona, che ha fatto un sacco di azioni anche dimostrative contro il governo italiano, e questi vanno. Per me, che lavoravo anche per la parte del Sistema Italia, si è presentato nessuno del PD, si sono tutti dati alla macchia. Cioè, io non ho parole. Andrea. Non ho veramente parole, guarda, ho tanta frustrazione quando vedo queste cose. Ci risentiamo intanto, io ti saluto, ti auguro buona giornata. Grazie Andrea Costantino, a voi. A presto. A presto, bye bye, ciao.